Giornata del sollievo qui a San Giovanni di Dio, giornata nazionale con un importante convegno. E allora noi abbiamo pensato quest'anno di fare la giornata del sollievo che si celebra in tutta Italia, oggi e domani, di avviare un percorso, due percorsi, uno che riguarda gli ospedali dell'Agrigentino, e cioè a dire noi ieri sera abbiamo fatto una rappresentazione teatrale, una breve rappresentazione teatrale con una presentazione anche di un libro. Per quale motivo? Per cercare di creare quella interdisciplinarietà che c'è, abbiamo l'esigenza di creare questo rapporto con gli altri reparti, ma anche con la cittadinanza, per creare appunto non tanto uno spazio culturale, ma creare questi vasi comunicanti tra i vari reparti che a volte manca. Tutto questo si può realizzare perché abbiamo iniziato questo percorso, ne dovremmo fare altre, con la collaborazione, se ci sentono i vertici della direzione aziendale, potremmo fare un lavoro interessante che può dare anche significato alle varie esigenze che ci sono qui in ospedale. La SAMO offre un'assistenza altamente qualificata. Sì, la SAMO si occupa di cure palliative domiciliari, andiamo a casa del paziente con un'equipe altamente specializzata perché è composta da medici specialisti, da infermieri, fisioterapisti, OS, assistente sociale e psicologi, quindi diamo un'assistenza completa e globale a questi pazienti che hanno la necessità di avere garantita una dignità nella fase finale della propria vita, perché è di quello che ci occupiamo, di pazienti appunto gravi, con malattie gravi sia oncologiche che non oncologiche e che comunque necessitano quindi di un'assistenza globale. Vogliamo ricordare la procedura per richiedere l'assistenza domiciliare? Sì, allora l'assistenza domiciliare intanto è gratuita perché è accreditata, il servizio è accreditato e convenzionato con l'ASP, viene attivato tramite una richiesta che il medico di famiglia può fare con dei moduli che ha in possesso il medico di famiglia, oppure si possono rivolgere direttamente a noi, la SAMO, perché in sede ce li abbiamo, e tramite questi moduli che il medico di famiglia compila è possibile attivare l'assistenza recandosi al PUA, che sarebbe il centro unico, il punto unico di accoglienza dell'ASP di appartenenza, e siamo attivi su tutta la provincia di Agrigento, su tutto il territorio. Oggi qui a San Giovanni di Dio, nell'ambito del convegno sul dolore, è presente la SAMO con medici e infermieri? Sì, è presente, daremo un contributo a questa giornata, intanto nella giornata di oggi con una relazione dove affronteremo il tema della gestione del dolore a casa, al letto del paziente. Domani saremo pure presenti in sede per poter effettuare le visite gratuite di consulenza sulla terapia del dolore.